siamo lasciati l'anno scorso con l'invito del signor Sindaco a ritornare qui a Greve in Chianti e naturalmente HTO ha accettato l'invito e siamo di nuovo qui per la 43esima edizione dell'esposizione del Chianti Classico. Ci troviamo nello studio del signor Sindaco, che è quindi nel palazzo che ospita appunto il comune di Greve in Chianti. Sono in compagnia del dottor Alberto Bencista, sindaco di Greve in Chianti. Buongiorno signor Sindaco. Buongiorno e grazie per aver accettato l'invito. Grazie a lei naturalmente per avercelo di nuovo rinnovato. Signor Sindaco, 43 anni, quindi ormai possiamo dire che non è più una consuetudine ma è ormai una tradizione. Sicuramente questa manifestazione, nata nel 1970, è diventata negli anni la manifestazione più importante del Chianti Classico. È la manifestazione che riunisce oltre 100 aziende fra stand e degustazione collettiva, quindi è assolutamente una rappresentazione molto significativa della nostra produzione. Ovviamente ogni edizione si è caratterizzata anche rispetto al contesto nel quale avviene in questi lunghi anni, perché dal 1970 appunto comincia a essere un periodo abbastanza lungo. La nostra agricoltura e la nostra viticoltura ha trovato momenti di luce e di ombra, sono stati momenti di crisi e momenti di grande splendore. Che momento è quello attuale? Quello attuale è il momento della ripresa. Io veramente ritengo che questa edizione sia aperta all'insegna di un moderato ottimismo motivato da cosa? Motivato dal fatto che segnali positivi vengono dal mercato, soprattutto americano, canadese, nord europeo e anche asiatico, quindi abbiamo ripreso a commercializzare il nostro prodotto che d'altronde all'80% è esportato, quindi rispetto alla nostra economia è molto importante la risposta del mercato, soprattutto di quello estero. Abbiamo una stagione turistica positiva, potrei dire molto positiva, ma voglio essere sempre moderatamente ottimista, quindi dico positiva, però quando in questo momento ha un segno più è comunque un fatto che va apprezzato e poi vediamo un interesse notevole da parte di investitori stranieri rispetto al nostro territorio, perché il fatto che ci siano investitori che decidono di investire in Chianti dall'America, dal Nord Europa, anche dall'Asia, per noi è sicuramente un fatto positivo. Quali sono le novità di quest'anno? La novità di quest'anno intanto è il Consorzio del Gallo Nero che ha deciso due operazioni molto importanti. Uno, un disciplinare nuovo che punta sulla qualità e quindi rafforza tutte quelle iniziative e decisioni che attengono alla qualità. Quindi un nuovo disciplinare proprio impostato con l'obiettivo di fare un ulteriore salto di qualità. Ora è noto a tutti che il Chianti Classico è un territorio dove si produce un vino, uno dei vini migliori d'Italia, ma porsi l'obiettivo di fare un ulteriore salto di qualità l'ho ritenuto un atto da parte dei produttori particolarmente significativo. L'altra novità è sul marketing, nel senso che ha cambiato, forse non so se se ne è accorta, ma il Gallo Nero non è più lo stesso Gallo Nero dell'anno scorso. Quest'anno c'è un nuovo simbolo, sempre di Gallo Nero si parla, ma è un Gallo Nero molto più aggressivo, è un Gallo Nero meno pascioso, è più snello, ha il becco aperto invece che chiuso e un atteggiamento non di sfida, diciamo, ma sicuramente di presenza, una presenza che si impone. Questo vuol significare appunto questa nuova filosofia del Consorzio del Gallo Nero e i risultati per ora dimostrano che è vincente. Allora, naturalmente per i nostri amici di HTO e non solo, che magari non sanno che cos'è, chi è il Gallo Nero, ce lo può spiegare? Dunque, il Gallo Nero era nel Medioevo un simbolo di una lega, perché nel Medioevo nel Chianti c'era una guerra piuttosto seria fra Firenze e Siena,
È una guerra che è durata alcuni anni, poi si è conclusa con la vittoria di Firenze, con Firenze che ha conquistato tutta la Toscana, vincendo la guerra con Pisa, poi con Siena e con le altre città toscane. Ovviamente, voglio dire, quando si parla di guerra si parla sempre di situazioni molto spiacevoli. Però questa è la storia che per fortuna ci lasciamo alle spalle e rimangono i ricordi e gli sfottò di quella storia, per cui ancora quando un fiorentino va a Siena si sente dire ma te sei un fiorentino, no? E casomai ricordano la battaglia di Montaperti, che era l'unica battaglia nella quale i senesi sconfissero i fiorentini. Questi sono gli sfottò. In questo periodo appunto c'era una lega militare dei fiorentini che aveva come simbolo un gallo nero. Questo simbolo è diventato un simbolo di pace perché è stato intanto accettato anche dai produttori senesi. Quindi il gallo nero unifica tutti i produttori e perché appunto è un bel simbolo, carico di storia, eccetera. Ovviamente è diventato un simbolo di pace e oggi rappresenta i produttori del Chianti classico, che ricordo a tutti perché questa questione non è proprio facilissima a capirla fin dall'inizio. Che differenza c'è fra Chianti e Chianti classico? Perché sono due vini. Allora, la differenza è che il Chianti è anche un territorio, quindi è un territorio geografico, e il Chianti da un punto di vista di territorio corrisponde alla zona di produzione del Chianti classico, mentre il vino Chianti ha un territorio molto più ampio del territorio del Chianti vero e proprio. Quindi no, andate a spiegarlo a un cinese o a un giapponese o a un americano, questa è la differenza. Il gallo nero però diventa appunto l'esemplificazione più facile, per cui gallo nero vuol dire il vino Chianti classico prodotto nel territorio del Chianti. Qual è l'estensione del territorio per la produzione del Chianti, del vero Chianti? Dunque sono 70.000 ettari e ci sono molte aziende. Ora la nostra caratteristica è che abbiamo aziende grandi e piccole e medie ed è una caratteristica che vogliamo mantenere perché l'importante è non perdere le peculiarità aziendali e anche del singolo produttore che si impegna moltissimo a caratterizzare il proprio vino. L'importante è che ci sia un coordinamento e un ente che unifica tutto e questo è il Consorzio del Gallo Nero. Torna questo nome, Gallo Nero, il Consorzio del Gallo Nero, perché in effetti il Consorzio del Gallo Nero è uno dei consorzi vinicoli più importanti d'Italia. Lei diceva la produzione varia ovviamente da annate, ma quello che è importante capire è che sono ben 8 i comuni che fanno parte di questo territorio e sono Greve, Inchianti, Radda Inchianti, Castellina Inchianti, Gaiola Inchianti hanno il territorio per intero nel Chianti classico. Castelnuovo per Ardenca, San Casciano, Val di Pesa, Tavarnelle e Barberino per una parte. Quindi il territorio è composto da circa 8 comuni. Quindi diciamo che appunto il comune di Greve Inchianti è colui che promuove sia appunto gli espositori che i produttori di questo del Chianti. Il comune di Greve Inchianti è il comune che ha il maggior numero di aziende vitivinicole, il maggior numero di aziende olivicole e il maggior numero di posti letto in agriturismo, perché essendo il comune più grande, da un punto di vista del territorio, noi siamo 170 km quadrati, ovviamente, e avendo questa posizione baricentrica, nel senso noi siamo esattamente a metà strada tra Firenze e Siena, no? Proprio nel cuore, infatti il mercato dove avviene l'Expo del Chianti classico è un mercato antichissimo, è un mercatale come si chiamava antichissimo, è un mercato che già Lorenzo il Magnifico nella Lencia Barberino cita e dice io sono stato al mercato di Greve, lo dice nel 1490 circa, insomma quindi è un mercato che oltre ad essere una bella piazza c'è anche tanta storia. Signor Sindaco, come ogni anno anche quest'anno è stato realizzato un bicchiere che diciamo, rappresenta l'Expo appunto del Chianti classico. Anch'esso quindi è diventato un bicchiere, si può dire, lo possiamo definire da collezione? Sì, tutti gli anni noi cambiamo ovviamente l'intestazione che porta l'anno, quindi diventa un bicchiere da collezione e veramente invito tutti coloro che sono non solamente
amanti di questo prodotto divino, ma che amano anche i bei paesaggi, amano l'agricoltura, amano la buona cucina, a visitarci in Greve in Chianti. Avranno il bicchiere del 2013, bicchiere da collezione, e potranno sicuramente passare delle splendide giornate. Sembra che anche il tempo ci aiuti, quindi sta splendendo un bel sole su Greve in Chianti, sul Chianti e sul Gallo Nero. Anche perché, con questo anche chiudiamo, possiamo dire che il Comune di Greve in Chianti non è solo l'esposizione, appunto la 43esima esposizione del Chianti, ma è anche altro. Voi durante l'anno, insomma, è un comune che fa molti eventi, molte manifestazioni. Sì, soprattutto abbiamo molti rapporti internazionali. Per esempio in questo momento c'è la scuola di musica di Salisburgo che viene a fare lo stage a Greve in Chianti. Io sono di ritorno da un viaggio molto importante negli Stati Uniti. Per noi il mercato americano è davvero importante, ricco di soddisfazioni questo mio viaggio a San Francisco, a Washington DC, a Filadelfia, a Sonoma, a New York. Veramente abbiamo avuto molti contatti importanti che sicuramente promuoveranno il nostro territorio e le sue attività. E allora cos'altro dire? Ci rivediamo l'anno prossimo? Ci rivediamo l'anno prossimo, ma come lei ha detto non dimenticate che durante tutto l'anno ci sono occasioni importanti, quindi non lasciate passare un anno, venite a trovarci anche durante le stagioni che modificano il Chianti. C'è una bellissima mostra, il Chianti visto attraverso le stagioni, ogni stagione ha le sue bellezze. E quindi per i nostri amici che volessero venire qui a Greve in Chianti, come possono fare per poter venire? Come possono contattarvi? C'è un ufficio turistico che è in attività tutto l'anno, 7 giorni su 7, compreso la domenica, quindi non ci sono problemi. Arrivate in Piazza di Greve e avrete tutta l'accoglienza che desiderate. Grazie. Prego.